i Colli Ugani diventano la montagna sacra, cioè quel punto di riferimento fisso che è collegato con la macchina celeste, che è sempre in ordine, si chiama cosmo per quello, ordine, ok? Che al contrario del mondo di qua, dove si nasce, si muore, si soffre, si gioisce, si fa l'amore, si fa la guerra, è tutto una trasformazione, non c'è niente di fisso in questo piano di realtà. Ma in quella cosmovisione di sopra invece sì. Ecco perché si creavano tutti questi giochetti, chiamiamoli così, ok? Compreso quello di portare le pietre di 250 km di distanza per creare un punto fisso, ok? Cerco il centro di gravità permanente che è il punto. E si riferisce a quello battiato. Questa è un'altra visione. Allora, sì vabbè, ma tu dici Padova fondata qui perché i Colli Ugani sono lì che il monte più alto, quello lì a Montebenda, segna il solstizio invernale. I solstizi invernali erano visti come delle porte di connessione tra il cielo e la terra, importantissime, equinozi e solstizi. Nel solstizio, nella nostra religione, nasce Gesù bambino. Cioè, voglio dire, è una cosa importante il solstizio invernale.